Un'altra aggressione a sfondo razzista in Sicilia. La vittima, questa volta, è un tunisino di 16 anni, preso a calci e pugni a Raffadali, piccolo centro dell'Agrigentino. Il ragazzo è stato ricoverato in ospedale con contusioni e ferite su tutto il corpo. Come ricostruito dagli inquirenti, il giovane, che vive a Raffadali da un anno in una struttura che si occupa dell'accoglienza dei minori, ha prima ricevuto una sportellata da un minorenne e poi è stato picchiato con calci e pugni al grido di "torna nel tuo paese". Come racconta sui social Giovanni Mossuto, il responsabile del centro, in Sicilia è il quinto caso di aggressioni razziste in poco più di un mese. L'episodio più recente è quello di Bagheria, dove un ragazzo nigeriano è stato aggredito col crick. Prima c'erano stati altri 3 casi fra Partinicolo e Carafriddi, anch'essi centri in provincia di Palermo. A fine luglio 2 partinicesi sono stati accusati di aver picchiato il 19enne senegalese, mentre a Ferragosto si è scatenata una caccia al migrante nello stesso paese. Ai primi di agosto invece è stato un ballerino di colore a finire al centro del mirino all'Ercara Friddi. Davide Mangiapane, nato in Italia, è stato pestato a sangue da 2 giovani che sono stati identificati e denunciati. Crescono e si diffondono sentimenti razzisti. Il caso della nave Diciotti bloccata a Catania ha spaccato in due l'opinione pubblica italiana. Ma si alimentano preoccupazioni anche sull'onda del nuovo modo di approdo dei migranti sulle coste siciliane, gli sbarchi fantasma. Perché se i viaggi della speranza dei migranti attraverso il Mediterraneo sono in diminuzione, sostiene l'agenzia ONU per i rifugiati, ad aumentare il rischio di morte. E tra le preoccupazioni maggiori la possibilità che tra queste persone possano nascondersi terroristi, che riuscirebbero così con gli sbarchi fantasma a varcare la porte dell'Europa indisturbati. L'ultimo arrivo ieri sulla spiaggia Gialonardo, in territorio di Realmonte, in provincia di Agrigento. A denunciare e immortalare l'accaduto con queste immagini Claudio Lombardo di Mare Amico. Si tratta di migranti economici che arrivano dalla Tunisia e che a bordo di piccole barche in legno percorrono indisturbati il tratto di Mediterraneo fino alle coste della Sicilia, dove poi abbandonano l'imbarcazione, cambiano gli abiti lasciando quelli inzuppati sulla spiaggia e raggiungono le strade vicine con destinazione una stazione ferroviaria. Molti riescono a completare il viaggio via terra, altri vengono poi bloccati dalle forze dell'ordine lungo le strade, una volta scattato l'allarme. Ed a bloccare il viaggio di 6 persone a Lampedusa, tutti membri dell'equipaggio di un motopesca tunisino, sono stati gli uomini della Guardia di Finanza, che li ha arrestati perché ritenuti gli scafisti di uno degli ultimi arrivi di migranti in Sicilia. Il 29 agosto un aereo del dispositivo Frontex ha intercettato il peschereccio mentre tenava una piccola barca con 14 migranti tunisini a bordo. Una volta giunti a 24 miglia dalla costa di Lampedusa sono intervenute le motovedette che hanno bloccato entrambe le imbarcazioni. Il motopesca aveva già lasciato la barca in direzione dell'isola e stava invertendo la rotta. La Finanza ha portato a Lampedusa entrambe le imbarcazioni, sequestrandole. L'equipaggio del motopesca è stato arrestato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ieri a Lampedusa sono arrivati altri 66 migranti, tra loro 5 minorenni, su 6 diverse imbarcazioni. Sono quasi tutti tunisini. Nella maggiore delle isole Pelagie da giorni si susseguono arrivi di barche di migranti partite dalla Tunisia e giunte fino a dentro il porto o agganciate dalla Guardia Costiera a poche miglia dalla costa. Nell'ultima settimana si segnalano almeno un centinaio di arrivi. I migranti vengono ospitati nello spot dell'isola in attesa di essere trasferiti in Sicilia per poi, quando è possibile, essere rimandati in Tunisia oppure essere ridistribuiti nei centri di accoglienza. Dall'inizio dell'estate altre centinaia di migranti sono arrivati invece sulle coste del Siracusano. Si tratta di profughi siriani, pakistani e afghani che in gruppi di 30-50 sbarcano da insospettabili velieri che partono dalla Turchia. Rotte diverse, insomma, che solo nell'ultima settimana hanno consentito l'arrivo di diverse centinaia di persone dopo le traversate quasi mai intercettate né da navi militari né da imbarcazioni civili di soccorso. Ieri uno di questi velieri con 32 migranti tra pakistani e bangladesi è arrivato in Calabria. Stamattina una piccola imbarcazione approdata con a bordo una decina di migranti a Marsala. Gli uomini della Guardia Costiera sono riusciti ad individuarne solo 8.